Beh, sicuramente subentrare ed aiutare la squadra a portare a casa la vittoria è stato davvero importante per me. E soprattutto per come si era messa, e- ma la cosa che mi fa più contento è perché purtroppo la prima parte di stagione sono stato condizionato dall'infortunio e, e adesso spero di continuare su questa strada. Sì, molto equo, anche se le prime tre stanno facendo un cammino impressionante, e- ma noi ovviamente non possiamo nasconderci. Il nostro obiettivo è entrare per fare i playoff e quindi dobbiamo portare più punti possibili a casa ogni domenica per per permetterci di farli. E la squadra che mi ha impressionato più di tutte, ovviamente Certosa, dove ho visto una squadra completa in tutte le parti, difficile da affrontare, e ti concede veramente poco, e alla minima occasione, al minimo sbaglio ti punisce subito. Infatti, come dimostra anche la classifica, 12 su 12 è frutto del lavoro che stanno facendo. E sono stati veramente bravi. Sul fatto della doppia cifra, ovviamente l'obiettivo per l'attaccante è sempre quello di gonfiare la rete. Ma sembra un po' scontato, ma per me viene prima la squadra. Poi ovviamente se vado in doppia cifra e ne vinciamo, tutto va benissimo, meglio ancora.